Il gruppo Media Nord-Est con Antenna 3 bis, record di ascolti registrato domenica nella lunga diretta in occasione della giornata conclusiva della 94esima Adunata Nazionale di Udine con la sfilata delle penne nere. Ieri nuovo successo di pubblico per la maratona elettorale iniziata nel pomeriggio e proseguita fino a tarda sera. Minuto dopo minuto abbiamo raccolto il verdetto dalle urne nei principali comuni veneti al voto, mostrandovi i volti e le voci dei protagonisti di questa tornata elettorale. Per tutta la giornata Antenna 3 è stata leader negli ascolti tra le emittenti locali, con un picco nel corso della serata, quando dai seggi iniziarono ad arrivare i risultati definitivi, quando le nostre telecamere hanno raccolto a caldo le prime dichiarazioni del post voto del riconfermato sindaco di Treviso Mario Conte e dello sfidante Giorgio Denardi in un botta e risposta a distanza, e poi i commenti dei due ballottanti Francesco Rucco e Giacomo Possamai nella sfida di Vicenza che si deciderà tra 15 giorni. Dai comuni veneti alle vostre case, grazie ai nostri inviati che hanno raccontato in tempo reale la gioia dei vincitori e la delusione di chi dalle urne è uscito sconfitto, tra bottiglie stappate e abbracci. Ancora una volta, in occasione di appuntamenti importanti, Antenna 3 c'è con tutta la sua squadra e voi con lei, in un continuo reciproco scambio di fiducia per una nuova ennesima sfida vinta.